Family Care è un'agenzia per il lavoro e ci occupiamo principalmente dell'assunzione di personale domestico per conto delle famiglie. Quindi in particolar modo assumiamo assistenti familiari e sgraviamo le famiglie da qualsiasi incombenza burocratica e amministrativa. Siamo a Varese, in via Carrobbio numero 15. Potete contattarci al nostro numero di telefono o inviandoci una mail. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it, un'edizione quasi completamente dedicata alla cronaca. In apertura la tragedia sfiorata questa mattina a Gazzada Schianno. Qui al passaggio a livello di via Morazzone una persona è rimasta intrappolata sui binari a bordo della propria auto mentre stava arrivando un treno. Grazie alla prontezza del macchinista che ha visto in tempo il veicolo ed è riuscito a rallentare, la vicenda si è conclusa senza feriti, nonostante l'urto tra il convoglio e l'automobile. Inevitabili ritardi e disagi su tutta la linea. Spostiamoci ora a Varese per un'altra notizia di cronaca. La città è stata interessata negli ultimi tempi da una raffica di assalti ai distributori automatici di bevande e merendine, macchinette scassinate, danni ingenti e incassi che spariscono. Il servizio di Marco Croci con le immagini di una telecamera di videosorveglianza che ha immortalato uno di questi raid. I colpi sono rapidi, il rischio di essere scoperti è tutto sommato minimo. E anche se il singolo bottino è magro, alla fine sommando tutti i quattrini raggranellati ci si ritrova tra le mani un piccolo tesoretto. Parte da questa facile equazione la raffica di furti ai distributori automatici che da qualche tempo sta colpendo la città di Varese. Scuole ed edifici pubblici, ma anche attività private. L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva dalla rivendita di via Garibaldi nella Castellanza di Biumo Inferiore. Qui un paio di giorni fa a essere presa di mira da un malvivente, incurante delle telecamere di videosorveglianza, è stata la macchinetta del caffè, mentre ieri sera è stata saccheggiata la macchina che distribuisce bevande. Insomma, l'ondata di furti contro i distributori non sembra affatto attenuarsi. Ancora cronaca, andiamo a Tradate. È stato assolto Dedan Hira, il 39enne cittadino albanese accusato di concorso in tentato omicidio per la sparatoria del 9 luglio del 2016 in un appartamento di via Carducci a Tradate. La sentenza è stata letta nel pomeriggio di oggi, martedì 20 giugno, in tribunale a Varese. Per l'imputato, il PM Lorenzo Della Palma aveva proposto una pena di 13 anni. In aumento il numero degli immigrati in provincia di Varese. Se ne è parlato oggi in prefettura, il servizio con immagini dell'agenzia Blitz. Cresce il numero degli immigrati in provincia di Varese e con questo anche l'esigenza di attivare strumenti di integrazione più capillari ed efficaci per l'inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto per l'alfabetizzazione e l'inserimento scolastico di donne e bambini. E proprio per questo il prefetto Salvatore Pasquariello ha riunito allo stesso tavolo i rappresentanti degli ambiti territoriali e ha ascoltato i rappresentanti delle comunità arabe, pakistane, del Bangladesh e l'Associazione delle donne straniere di Varese. L'obiettivo, ha detto il prefetto, è di analizzare le esigenze e promuovere interventi da attuare a livello locale circa la discussione in merito all'eventuale adozione di un protocollo d'intesa per la condizione dello straniero. Secondo i dati relativi al 2022 diffusi dalla Questura, i cittadini extracomunitari regolari presenti in provincia di Varese sono 80.356 su circa 930.000 residenti. Restyling per l'Osservatorio Astronomico di Varese. La struttura è stata rinnovata grazie a un fondo di 450.000 euro. Vediamo il servizio di Elisa Petrocelli con immagini dell'agenzia Blitz. Grandi cambiamenti all'Osservatorio Astronomico a Campo dei Fiori, dove sono stati allargati gli spazi, rinnovate le attrezzature tecnico-scientifiche e migliorata l'accoglienza. Un sogno realizzato per Salvatore Furia, meteorologo italiano, fondatore della Società Astronomica Schiaparelli di Varese. Ieri è avvenuta l'inaugurazione degli ambienti rinnovati grazie ad un fondo di 450.000 euro. Abbiamo ora una struttura più accogliente, in grado di ospitare meglio i visitatori, ha affermato il presidente Luca Morinari della Società Astronomica. Al taglio del nastro presenti il prefetto Salvatore Pasquariello e il sindaco Davide Galimberti. 2 traguardi rimangono da raggiungere: trovare lo sponsor che aiuti a completare l'arredo e rivestire il basamento del telescopio. Stiamo pensando ad un murale da affidare agli studenti del liceo artistico della città, aggiunge il vicepresidente Vincenzo Maffei. Ora spostiamoci a Busto Arsizio. Si sono svolti oggi in città i funerali di Giuseppe Merlini, il noto commercialista e collezionista d'arte scomparso domenica scorsa all'età di 90 anni. Per noi c'erano Francesco Inguscio e Roberto Genuardi.
Era gremita alla Basilica di San Giovanni per i funerali di Giuseppe Merlini, il commercialista, mecenate e collezionista d'arte Bustocco, scomparso sabato scorso all'età di 90 anni. Un uomo straordinario, un cittadino eccellente, un gentiluomo d'altri tempi che sapeva però guardare al futuro, ha sottolineato il sindaco Emanuele Antonelli, commercialista come il dottor Merlini. La funzione è stata concelebrata dal prevosto Monsignor Severino Pagani con Don Luigi Ferré, già rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore, l'istituto di cui Merlini è stato presidente. Proprio il collegio è stato una delle grandi passioni del dottor Merlini, insieme al lavoro e alla bellezza, come ha evidenziato Don Luigi nell'omelia. A dare l'ultimo saluto a Giuseppe Merlini c'erano tante personalità del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della cultura. Tra gli altri, oltre al sindaco, la vice sindaco Manuela Maffioli, il presidente di Confindustria Varese Roberto Grassi e il noto infettivologo Massimo Galli, amico di famiglia del dottor Merlini. Lago di Varese, i primi tuffi sono previsti per sabato prossimo, 24 giugno. Vediamo il servizio della redazione. Primi bagni nel lago di Varese possibili da sabato prossimo 24 giugno. La decisione è arrivata nell'ambito dell'ACUST, l'accordo tra enti e associazioni per la soluzione dei problemi ambientali del lago di Varese. Niente start dunque oggi da Bodio Lomnago, ma partenza allineata nel weekend per le spiagge appunto di Bodio Lomnago, Schiranna e Cazzago Brabbia. Nelle acque del lago di Varese infatti sono affiorate alcune alghe che vanno tolte. Le operazioni di pulizia verranno effettuate tra domani e dopodomani e da sabato saranno possibili i primi tuffi. Anche Biandronno e Gavirate avrebbero avuto la possibilità di dare l'ok alla balneazione, ma per quest'anno hanno rinunciato nell'impossibilità di eseguire in tempi brevi alcuni lavori necessari. In chiusura una notizia curiosa che arriva da Legnano. Piccioni intrappolati nella galleria nel pieno centro ieri sera in piazza San Magno, a salvarli i vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala. Vediamo il servizio della redazione. 2 piccioni restano intrappolati nella centralissima galleria Ina di piazza San Magno a Legnano e i vigili del fuoco corrono a salvarli con l'autoscala. Il curioso salvataggio è nato in scena ieri sera quando chi si trovava a passeggiare in centro ha notato 2 volatili che erano rimasti impigliati in una rete. Nessuno poteva arrivare fin lassù per liberarli, l'unica cosa da fare era chiamare i vigili del fuoco, che poco dopo si sono presentati in piazza San Magno con una squadra. Recuperati i piccioni con una scala, restava però il problema di riposizionare la rete. Da qui la decisione di far intervenire una seconda squadra con l'autoscala, che facendosi largo tra i tavolini del bar dei capitani è stata parcheggiata per metà dentro la galleria. E per questa edizione è tutto, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.